Nelle puntate precedenti I Tuppettiri. Sony. Bella Sony. Sony. Caffè Sony. Sony. Siamo Vincenzo Faro, Luca Barone e Antonio Licciardello. Il nome è davvero curioso, Pietrarossa, e si pensa che questa parola derivi dal colore dei mattoni. Curioso è che qui vi è un monumento a forma di trottola. Finalmente dopo tanto tempo un cin cin come si deve. Ragazzi, birra scialla! Cin cin! Questa è la storia I Tuppettiri, un viaggio siciliano. Nell'episodio precedente ci siamo lasciati in un modo alquanto bizzarro. La gemma dell'infinito è stata inserita. Miei cari Tuppettiri, non sapevamo di chi fosse quella scultura, diventata poi simbolo della nostra avventura, almeno fino ad oggi. Ma su questo ci torneremo alla fine del video. Nel frattempo, il nostro viaggio continua. Vincenzo, sto registrando il log, va bene? A posto. La nebbia. Siamo arrivati a Palermo ed è giunto il momento di mettere il biglietto. Oh, abbiamo Vincenzo. Hola ragazzi, siamo arrivati in quel D di Palermo, direzione Fontana Pretoria. Ragazzi, siamo alla Fontana Pretoria. Guardate che bella. Siamo qui con Vincenzo Faro, alle prese con le sue riprese. Ciao caro. Ciao caro. Compagno di Gimbal, cin cin. Cin cin. Sembra un buzzer. In avvicinamento gli occhiali sono strategici, sono d'obbligo. Ma di mattina presto, lo saprete bene. State mangiando, vero? Bravi, mangiate. Io l'ho sfogliatina di mela. Ma tu l'hai visto che splendore questo qua? Sì, cara voglia. Viva il caffè ragazzi, viva il caffè. Che bella salata. Ci sta la nostra pausa cornetto e caffè, giusto 10 minuti e poi abbiamo ripreso il nostro viaggio. I ragazzi si sono persi. Ragazzi, permesso? Hola. È permesso? Ciao da Palermo, ciao da Palermo! Alla vostra destra, guardate,
mi raccomando, solo patate. Solo e unicamente. Quindi ragazzi, venite qui che troverete solo patate. Con forme un pochettino strane per essere patate, però ok. Ora non spingi un meglio. I tuppetti rilasciarono Palermo in allegria e con questa immagine dall'alto della bella Cefalù il loro viaggio continua verso la città di Ragusa. Ragusa Ibla, una città molto affascinante e carica di mistero. Poi passa di qua, guarda. Tranquillo, mare con una ruota. E la loro forza asinina, ma Luca non sa che più momenti degli asini ci sono i muli. E poi i poverini, perché sono praticamente un innesto tra il cavallo e l'asino. Infatti si dice sì, munuto come scecco. Ci puoi andare a lavorare a Piero Angela. Ciao Piero! Sei tutti noi, Piero! Avvicina. Cosa c'è scritto? Portami Cuttia. Spettacolo, onesto. Ragusa Ibla, una città che vanta origini antiche. La collina di Ibla fu infatti abitata intorno al XV secolo a.C. dai Siculi, una popolazione che gli antichi greci scoprirono sull'isola intorno al 756 a.C. E adesso l'artista Leonardo Cumbo. Ero molto legato quando ero piccolo, facevamo ed era un sistema di relazione con gli amici, sfidarsi a... Il vero social della piazza, se vogliamo. Esatto, era il social della piazza assieme ad altri giochi di altri tempi, appunto. E quindi la strumula per me ha un valore anche di tipo proprio arcaico, perché la strumula rappresenta perfettamente noi siciliani. Lo rappresenta perché la strumula è qualcosa dove c'è un'energia che converge verso un punto centrale, che sì, è il punto la punta, centrale, il chiodo. Addirittura più energia si dà alla strumula, più questa strumula si mantiene in equilibrio, come noi siciliani del resto, che siamo stati invasi e quindi abbiamo avuto energie. Sì. E quindi invece la storia di questa bella strada da dove deriva? Questa in realtà è la seconda versione del monumento alla strumula, omaggio ai giochi di altri tempi. Si è ritenuto di doverla rifare, doveva esserci un monumento alla strumula e quindi è stato rifatto poi 2 anni dopo. È stata rifatta con travertino, che è un materiale ancora più resistente, e la strumula o turtula o paorgio in bronzo. L'opera addirittura è stata fatta un ulteriore passo in avanti, nel senso che la strumula di fatto gira, non so se si può vedere. Si può vedere? Sì, si vede in camera. La scultura bellissimo. Gira. Ecco. E nel progetto era previsto, ed è, magari non è mai troppo tardi, l'inserimento di un motore che fa girare perennemente questa strumula. Potevamo mai salutare Leonardo senza prima fargli lanciare il nostro amato tuppettolo? Ok, ci sono. Alta ragazzi, se vi chiedete dove sono, mi trovo in viaggio, esattamente in Polonia, a risportare un po' di sicilianità anche qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!